Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Doveva scattare nel primo pomeriggio, verso le 14:30, ma come succede già da qualche anno, gli argini dell'Adige erano animati dalla mattinata, da numerosi gazebo e varie tavolate imbandite con la più classica delle grigliate. La 50ª edizione della Festa degli Aquiloni si è svolta come da tradizione il 25 aprile in località Sperone Bova a Badia Polesine. Il successo di questa edizione emerge anche dai numeri: 1053 iscritti, di cui 530 badiesi e 523 provenienti da altri comuni. 50ª edizione della Sagra Nazionale degli Aquiloni. Quest'anno abbiamo avuto un numero di persone che si sono adoperate per aiutarci. Abbiamo aumentato il numero delle bancarelle per rendere l'ambiente più folcloristico. Per fortuna il tempo ci ha aiutato. Sono stati premiati Antonio Bastianello di Sant'Urbano per l'aquilone più alto, Antonella Segato di Fratta Polesine per l'aquilone artisticamente e tecnicamente più bello. Per i gruppi e le associazioni con più iscritti è stata premiata l'Associazione Amici di Badia Polesine di Saint-Thibault-des-Vignes, cittadina alle porte di Parigi, gemellata con Badia dal 2005. Donc je suis la responsable d'un groupe d'enfants qui est venu en vacances donc à Badia Polesine dans le cadre du jumelage. Donc la ville d'où je viens en France s'appelle Saint-Thibault-des-Vignes. Et avec Badia, ils ont créé ce jumelage en 2005, donc ça fait 5 ans que ça existe. Et dans le cadre de ce jumelage, les enfants italiens et français ont des échanges culturels et sportifs. Oltre ai trofei classici, sono stati messi in palio oltre 200 premi offerti dalle aziende badiesi. La manifestazione è stata organizzata dalla Proloco di Badia con il patrocinio del comune. È penso una delle feste tipiche di Badia. L'idea che è nata da qualcuno pensando alle poesie sulle volande, no? Si è concretizzata in un gruppo di persone che si sono trovate qui sopra a far volare gli aquiloni un giorno, e da quel giorno ogni anno ci ritroviamo qui e sono 50 anni. Non può che come dire, essere una delle cose che rende orgogliosi di essere badiesi, tutti insieme qui a far festa senza nessun problema quando c'è bel tempo, e oggi siamo stati fortunati. Anche quest'anno la Festa degli Aquiloni ha segnato l'inizio della bella stagione a Badia e lo farà sicuramente anche negli anni a venire.